Ben ritrovati gentili telespettatori, una nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. Torniamo a parlare della statale 14, la popolazione ci ha comunicato le proprie preoccupazioni sull'attraversamento della statale 14, ne stiamo parlando da qualche giorno. Ebbene, siamo andati a sentire lo stesso assessore Chisso, assessore regionale alla viabilità, alle infrastrutture per la mobilità, per capire come si può risolvere il problema. Lo stesso assessore ci ha riferito: siamo disponibili qui a intervenire per quel problema che potrebbe tra l'altro aumentare in vista dell'apertura del prossimo anno della tangenziale di Portogruaro. Problemi di viabilità nel territorio di Fossalta di Portogruaro. Siamo in presenza dell'assessore Chisso e vorremmo conoscere la sua opinione riguardo ad un incrocio particolarmente contestato attraverso il quale si dovrebbe innestare il nuovo traffico che porta all'industria Zignago di Villanova. Guardate, noi operiamo in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale, questa opera ANAS, noi un contributo l'abbiamo anche dato all'amministrazione comunale e all'ANAS per realizzare questo. Se ci tratta di migliorare, di cambiare, io sono completamente a disposizione, quindi non abbiamo, come dire, le tabelle fissate, si possono cambiare rispetto al miglioramento, perché quando si fanno delle opere si cerca di migliorare la situazione, non di peggiorarla. Questo ne è un caso. I cittadini ritengono che quell'incrocio sia molto pericoloso e che prima o poi succedono degli incidenti anche molto gravi. Una delle persone maggiormente arrabbiate è Francesco Battiston, che progetto alla mano rischia di non uscire più di casa, non è vero? Sì, a lei che io devo uscire, quando sto incrocio dove vado, come faccio ad andare a casa, come entro, io non so, è impossibile nel 2012 a questa barriera, a questi modi. Scherziamo? O fate qualcosa o se no io provvedo, basta. Che cosa suggerirebbe lei? Io prendo parameccanica, voi lavorate e io sdifo. Ecco. Ma mi parlava di un sottopasso, sarebbe opportuno fare un'opera di questo genere? Fate il sottopasso, fate la giratonda, fate qualcosa, ma venite giù a vedere tal posto, no? Insomma, se no come si fa? Credo che i cittadini abbiano ragione, ripeto, si sta lavorando per risolvere questo problema, non per aggravarlo. Chiedono di poter realizzare o un sottopasso per le biciclette e per i pedoni, oppure che venga realizzato un semaforo, oppure meglio ancora una rotonda. Con l'amministrazione comunale ci eravamo già visti in sede ANAS per questo problema specifico. Si sta lavorando insieme con ANAS per dare questa soluzione.